In questo video voglio spiegarti qual è il percorso terapeutico da seguire se soffri di dolori persistenti o sintomi persistenti nel corpo. Se non mi conosci, io sono Alessio Veneziano, fisioterapista, fondatore del metodo Neurobalance, che è lo stesso metodo che ti spiegherò qua in questa lavagna, che si fonda appunto sulle nuove neuroscienze del dolore o dei sintomi cronici. Andiamo direttamente alla lavagna. Ci sono 3 stadi che bisogna passare per ritornare a stare bene. Questi 3 stadi a volte sono stadi, diciamo, che vanno in un ciclo, ok? Non vuol dire che se arrivo al terzo stadio ho finito. Molte persone devono a volte ritornare allo stadio 1 per portare sempre più consapevolezza nel proprio corpo. Perché ti parlo di consapevolezza? Perché il primo stadio appunto è l'educazione, il secondo stadio è la riprogrammazione e il terzo stadio è l'integrazione. Seguimi, non leggere quello che c'è scritto per adesso, segui quello che ti dico, perché questo è più che altro per me, per darti queste informazioni, ok? La prima parte è l'educazione. Molte persone non sanno il perché i loro sintomi continuano a persistere. Hanno fatto diverse terapie, diverse diagnosi, ma non hanno capito il perché, non riescono a capire il perché. E qui andiamo appunto sul primo stadio dell'educazione, facendoti capire la nuova neuroscienza del dolore, la più aggiornata che abbiamo oggi, e il perché certi sintomi persistono e questi problemi sono la maggior parte delle volte emotivi, problematiche di emozioni represse. Come diceva il dottor Sarno, che è un pioniere della terapia Mind Body, ovvero del usare la consapevolezza che si ha del proprio corpo, della propria emozione, della propria situazione, dei propri stress, per capire che quelli sono i perpetuatori o i generatori di sintomi fisici. Quindi il sintomo fisico è vero, ma è perpetuato e generato da una mente, ovvero da un cervello, da un sistema nervoso centrale. Il dottor Sarno è veramente una persona che ha cambiato totalmente la mia vita. Io non l'ho conosciuto di persona, ma ho conosciuto i suoi libri, li ho studiati molto e non so se lo sai, se non mi conosci, questi sono stati i primi libri che mi hanno fatto capire che il mio problema cervicale non era solamente fisico. Parla appunto di emozioni represse che creano sintomi fisici. Ti invito a guardare il link in descrizione perché ti metterò il libro del dottor Sarno dove puoi andarlo a scaricare o comprare e il mio libro che si chiama Il potere della consapevolezza, che quello è gratuito, dove puoi scaricartelo, leggertelo, è un PDF di una 50ina di pagine che veramente ti cambierà il modo in cui pensavi della tua problematica. La seconda parte, quindi questo è proprio quello che facciamo verso i nostri clienti, ok? Io insegno questa prima parte, poi una volta che abbiamo capito il perché soffri di questi sintomi e se tu rientri in questi sintomi ovviamente con una diagnosi, che anche questa puoi trovarla nel link in descrizione, dove troverai dei punti particolari di questi sintomi che ti fanno capire se sono generati dalla struttura del tuo corpo oppure dal tuo sistema nervoso centrale, il tuo cervello. E a quel punto riusciamo a capire se puoi usare questi tool di riprogrammazione per ritornare a stare bene. Ok? Nel mio canale trovi molti di questi tool, molti di questi strumenti gratuiti di meditazione, di tapping. E quando dico meditazione, non facciamo meditazione per rilassare il corpo, ma per riprocessare il modo in cui il nostro cervello, diciamo, prende gli input dai sintomi. Come prende gli input dai suoi sintomi corporei, il cervello li riorganizza e capisce se questi sintomi sono dannosi oppure no. E in questo momento, se soffri di dolori persistenti da diverso tempo, che tra l'altro stanno andando verso il su, a intensificarsi nei mesi, negli anni, vuol dire che il tuo cervello sta capendo che quei sintomi possono essere dannosi per il proprio corpo e ti sta dando dei segnali. Il sintomo o il dolore è un segnale.
e noi dobbiamo riprogrammarlo dicendo al cervello che questo sintomo non è dannoso. Ci sono strumenti che appunto insegno. La meditazione, una particolare tipologia di meditazione, il tapping, EFT, psicoterapia, questa è un qualcosa che diamo ai nostri clienti in più, ok? Quindi questa è l'unica terapia che noi diamo ulteriore agli strumenti che dovrai imparare da solo a farli. Questa psicoterapia è mirata all'inconscio, alla riprogrammazione dell'inconscio, ed è una particolare terapia che si chiama Brain Working Recursive Therapy. Movimento, devi iniziare nuovamente a fare attività fisica, perché sappiamo che l'attività fisica rilascia degli ormoni benefici nel corpo e rilascia quindi tutta queste endorfine e dopamina per riprendere in controllo il tuo corpo, perché in questo momento tu molto probabilmente hai paura di muoverti nuovamente ed è un percorso graduale, ok? Non vado nello specifico per ogni punto di questa lavagna perché ho fatto veramente tantissimi video, ma ti voglio far vedere qual è, diciamo, la panoramica di cura di quello che facciamo o di quello che faccio. Il movimento, quindi scrittura terapeutica, è un altro strumento. Quindi qui capisci come puoi riprogrammare il tuo sistema nervoso e non devi aspettare nessuno per fare questo. Puoi farlo già da stasera, da oggi, guardando tutti i miei video di meditazione, di tapping e ritornando al movimento fisico e usando la scrittura espressiva, che anche questo è spiegato. Una volta che tu hai capito quali sono gli strumenti, e bada bene che qui non ci sono terapie manuali, assolutamente no, infatti molte delle persone che mi conoscono sanno che sono un fisioterapista, ma non riescono a capire perché io lavoro online. Cioè, come fai a essere un fisioterapista e lavorare online? E devo spiegare sempre in continuazione che lavoro su problematiche croniche, lavoro su sintomi cronici, ovvero quei sintomi che non hanno bisogno di un assestamento, di un ritorno ad una postura corretta, a un ritorno di una parte organica del muscolo in modalità, diciamo, completa, in modalità sana, perché quelle sono conseguenze. La postura, un muscolo disteso, sano, flessibile, è una conseguenza di questi 2 step o questi 3 step. Quindi ogni volta che tu o qualcuno ti dice devo mettermi a posto la mia postura, devo assolutamente andare dall'osteopata e farmi scrocchiare la schiena perché non sto bene, perché non mi sento allineato, c'è qualcosa di scomposto. Tutte queste cose in realtà sono credenze che noi andiamo a riprogrammare in questi 2 primi step. Quindi la parte educativa ti fa capire che non è il corpo il problema, tu non sei rotto, tu non sei rotta, ok? Qui ci sono i tool che usiamo, la maggior parte di tool, ovviamente ci sono altre tecniche per chi viene seguito da me in particolare 1 a 1 che insegno. Una volta che tu hai preso queste tecniche e le capite, le puoi usare nella tua vita di tutti i giorni, quindi integrarle allo stile di vita. E le puoi usare ogni singolo secondo della tua giornata, non devi per forza aspettare che ritorni a casa per praticare queste cose, perché diventeranno dentro la tua mente, diventeranno un'abitudine. E per creare un'abitudine ci vuole consistenza, ci vuole perseveranza, ci vuole pazienza. Ecco che il mindset è la cosa più potente che puoi riprogrammare, il tuo mindset. Poi ti aiutiamo in questo mindset è un mindset di crescita, è un mindset non di vittima, non è un mindset, vedi ho questi dolori, non posso fare questo, non sono a posto, non ce la farò mai, è tutta colpa mia, perché questa parte qui di mindset deve riprendere tutta questa parte di educazione e capire che queste emozioni sono date da un carattere e queste persone che soffrono di dolori persistenti, io stesso lo sono stato, siamo persone che ci siamo messe molta responsabilità addosso, molta pressione addosso, abbiamo degli obiettivi molto grandi, che non è una cosa
sbagliata da avere, ma ci stiamo mettendo tanta pressione per raggiungere quell'obiettivo. Non possiamo sbagliare mai, siamo persone che è difficile che diciamo no per un aiuto a un parente, un cliente, un amico, perché dobbiamo sempre essere ok, dobbiamo essere sempre in controllo. E queste emozioni vanno poi ad essere represse, perché molte volte abbiamo una maschera qui che ci dice no, ma tu devi fare le cose giuste, no, e chissà se quella persona poi se reagisce in questo modo allora tu non sei ok. Cioè pensiamo sempre a cosa pensano gli altri di noi, invece che a dare valore a come siamo per come siamo, ad avere quindi dei limiti tra noi e gli altri. Particolari emozioni, particolari caratteri, non vado nello specifico, ma nel libro ne parlo spesso, soprattutto quello di Sarno o il mio, Il potere della consapevolezza, che guarda in descrizione, troverai il link per scaricarlo. Quindi il mindset è un qualcosa che cambia e cambierà per forza, perché questo percorso dura almeno 2 mesi, e c'è una prevenzione delle ricadute, quindi quando il tuo sistema si inizia a riprogrammare, inizierai ad avere una diminuzione dei sintomi, ma non è detto che non ne avrai più di sintomi. Ci saranno dei momenti in cui i sintomi andranno anche molto alti. È lì che dobbiamo usare il mindset, la nostra educazione, i nostri tool per capire che possiamo fare qualcosa, possiamo gestire questi sintomi senza prendere per forza un farmaco. La prevenzione quindi delle ricadute è lo stile di vita, quindi insegniamo alle persone, insegno che il sonno, l'igiene del sonno, un'alimentazione bilanciata è soprattutto un'espressione delle emozioni, espressione di quello che ci fa stare male. Non è detto che stiamo parlando di mindset sempre positivo, vuol dire di crescita, ok? Crescita, quindi se c'è una problematica che oggi dobbiamo risolvere, sappiamo che quella problematica ci fa crescere, quindi anche il sintomo ci fa crescere, perché sappiamo da dove arriva, sappiamo perché, come gestirlo, e non parlo solo di gestione, ma parlo proprio di cura del dolore e del sintomo, e quando succede cosa fare. Cosa fare? Grazie a un mindset totalmente diverso che avevi prima. Qui sono 3 stadi. Nel mio canale YouTube troverai diversi video in ogni stadio, ok? Ne ho fatti veramente centinaia di video. Se invece vuoi essere seguito uno a uno, puoi candidarti attraverso il link, anche questo in descrizione, capire dove ti trovi e a quel punto capire se possiamo lavorare insieme. Se possiamo lavorare insieme, partiremo in questi 3 stadi e ti seguiamo uno ad uno, in modo personalizzato. Nulla di gruppo, nulla che potresti aver visto già là fuori, perché il problema qua è un problema mente-corpo. Quindi io collaboro con psicoterapisti e io ti insegno quella parte personalmente di educazione e di riprogrammazione. La parte di psicoterapia ti viene assegnato uno psicoterapista e in tutto il resto tu sai come muoverti. E ti prometto che in 2 o 3 mesi il tuo mindset è totalmente diverso, i tuoi sintomi sono totalmente diversi. Abbiamo aiutato oramai centinaia di persone in tutta Italia, in tutto il mondo, grazie appunto all'online, grazie a questa tecnologia di oggi che ci fa arrivare ovunque. Se non hai mai sentito di queste cose è perché sono nuove cose che sono uscite dalla nuova neuroscienza del dolore, appunto il dolore nociplastico. Non ti do altre informazioni, fai le tue considerazioni, guarda i miei video e se hai domande scrivimele nei commenti. Io sono Alessio Veneziano e ci vediamo al prossimo video. Ciao!